Cari Aquile, bentornate qui a Rivignano Teor. Siamo sempre in compagnia dell'avvocato Luca Cappanotto, al quale vogliamo chiedere, dopo la vittoria del sì al referendum costituzionale dello scorso 20-21 settembre, dobbiamo proprio rassegnarci a perdere la democrazia in Italia e l'autonomia in regione, oppure abbiamo ancora alternative correttamente praticabili? Si può ancora fare più di qualcosa. Una brevissima introduzione devo farla sull'istituzione parlamentare che è stata un'invenzione friulana, perché se ci pensiamo bene il Parlamento, a ben guardare, proprio in Friuli ha visto l'origine di uno dei modelli più importanti per antichità, ampiezza di partecipazione, tra l'altro gradualmente ampliata e non certo ristretta, importanza dei poteri sovrani generali di cui disponeva quell'assemblea rappresentativa medievale, patriarcale. E forse anche in considerazione di questi trascorsi, proprio in Friuli si è registrato anche da ultimo un voto molto più orientato verso il no rispetto a quello che è stato il trend statale. Abbiamo avuto un incremento di oltre il 10% nella regione autonoma Friuli Venezia Giulia in favore del no, quale divario tra il Friuli e la media italiana, con punte addirittura al 49% nelle aree urbane, dove magari in città la gente era forse più informata, più consapevole. Invece la maggioranza ha purtroppo dato un voto di pancia all'esito di una campagna referendaria estiva molto breve, sostanzialmente senza precedenti, finendo per andare a confliggere con i principi fondamentali della Costituzione e dello Statuto speciale, dando un voto sostanzialmente autolesionista, che rischia di mettere in discussione la tenuta stessa del sistema democratico, anche in considerazione del terribile combinato disposto tra la riforma del taglio dei seggi parlamentari e dell'attuale legge ordinaria elettorale politica Rosatellum Bister, che è totalmente bloccata e sostanzialmente plebiscitaria. Ora, di fronte a questo scenario, il Quirinale potrebbe anche far valere i controlimiti, ovvero sia la violazione dei principi fondamentali della Costituzione, poiché nemmeno le leggi costituzionali possono fare tutto, in realtà. Il Quirinale potrebbe rinviare alle Camere la legge costituzionale approvata da ultimo quasi un mese fa. E qualora invece il Capo dello Stato promulghi e la riforma venga definitivamente pubblicata per la successiva entrata in vigore, a quel punto, di fronte a una nuova legge costituzionale in vigore, potrebbe intervenire la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in sede giurisdizionale avanti la Corte Costituzionale, perché il taglio dei seggi parlamentari, anche se formalmente approvato con legge costituzionale, viola apertamente e gravemente dei principi costituzionali fondamentali, che sono il cuore più profondo e duro, assolutamente inderogabile, sia della Costituzione sia dello Statuto speciale. Passo velocemente in rassegna quelle che sono le principali violazioni. L'articolo 1 della Costituzione
perché la sovranità popolare si esercita anzitutto eleggendo parlamentari, mentre questo taglio colpisce al cuore il sistema democratico rappresentativo. Quindi è proprio l'inverso. L'articolo 2 della Costituzione, poiché il taglio sacrifica il valore dei voti degli elettori, dei cittadini, cui è necessariamente connesso il seggio del relativo collegio, perché ovviamente il taglio dei seggi va a svuotare l'efficacia del principale diritto fondamentale politico elettorale attivo dei cittadini, e quindi va a violare l'articolo 2. Ma anche l'articolo 3 della Costituzione, perché pur a fronte di analoghe condizioni geografico, storico, linguistico, culturali, vi sono intollerabili discriminazioni tra Trentino Alto Adige da una parte, dove vi è un senatore ogni 171.000 abitanti, per fare un esempio, e Friuli Venezia Giulia dall'altra, dove vi sarà prossimamente un senatore ogni 304.000 cittadini residenti. Quindi questa velocissima rassegna deve concludersi con l'articolo 6 della Costituzione e l'articolo 3 del nostro Statuto Speciale, legge costituzionale 1 del 63, che è principio fondamentale, fondante di Costituzione stessa di questa regione autonoma a Statuto Speciale. Le minoranze linguistiche sono tagliate completamente fuori, i germanofoni erano già prima coloro che demograficamente soffrivano maggiormente, ma adesso anche gli slovenofoni vengono tagliati completamente fuori e condannati alla totale irrilevanza politica sulla base dei nuovi criteri di attribuzione dei seggi conseguenti al taglio dei parlamentari futuri. Sono diventati completamente irrilevanti. I friulanofoni, è vero, sono più numerosi demograficamente, ma soffriranno certamente ancora di più il carattere duale di questa regione, come abbiamo già illustrato in tutte le puntate precedenti. Adesso non sto qui a ripetermi. Quali sono i rimedi di fronte a queste violazioni? Sulla base della sentenza 1146 dell'88 della Corte Costituzionale vi sono limiti costituzionali inderogabili anche per le leggi costituzionali e persino per la stessa volontà popolare, poiché in democrazia nessun potere può essere mai assoluto. Tant'è che anche lo stesso corpo elettorale esercita i propri poteri nei limiti della Costituzione. Senza limiti non vi è democrazia in realtà. Il popolo non può votare contro i suoi stessi interessi, non può tagliarsi fuori dalle istituzioni. Il problema non è tanto sostanziale, perché le violazioni sono evidenti, è processuale, perché nel nostro sistema di giustizia costituzionale l'unico ente che è legittimato a far valere giurisdizionalmente tali violazioni impugnando la riforma è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Sulla base della sentenza 215 del 2013 della Corte Costituzionale, in quanto legittimata a impugnare anche trasversalmente anche su materia statale, ad esempio sulle questioni speciali, c'è già un precedente. Ed è oltretutto una regione autonoma
sottorappresentata e quindi grandemente interessata, in quanto verrebbe sostanzialmente quasi dimezzata in realtà dal taglio. Si auspica pertanto che, qualora il Quirinale promulghi, la Giunta regionale deliberi dei ricorsi in nome per conto della regione, di tutta la comunità regionale, sia in via principale nella sede di legittimità costituzionale. La sentenza 215 del 2013 è nata proprio da un ricorso del genere, sia nella diversa ulteriore sede del conflitto di attribuzione intersoggettivo, come prima del referendum costituzionale del 20 settembre 2020 ha già provato persino una regione a statuto speciale quale è la Basilicata. Quindi un accorato appello noi facciamo, sorge anche spontaneo, anche a nome per conto di Aquile dal Friul, nei confronti della Giunta Fedriga, che tra l'altro quasi compattamente ha votato no a questo referendum, affinché, qualora il Quirinale promulghi il taglio dei seggi parlamentari futuri, non manchino i ricorsi immediati della regione autonoma Friuli Venezia Giulia a questo punto. Sì, condivido assolutamente e ricordo quelli che sono anche i recenti trascorsi. È storia il fatto che il Mattarellum promulgò l'Italicum, il quale venne successivamente annullato da parte della Corte Costituzionale con la sentenza 35 del 2017. Quindi rispetto a un controllo preventivo, monocratico, più politico che tecnico, è sicuramente auspicabile un ben diverso controllo collegiale e giurisdizionale successivo. Va però azionato, non si lasci nulla di intentato, perché sia dal punto di vista sostanziale sia dal punto di vista processuale ci sono molte sentenze costituzionali che dimostrano chiaramente come, nonostante il sistema italiano di giustizia costituzionale sia davvero molto limitato dal punto di vista processuale, la nostra regione autonoma a statuto speciale, grandemente danneggiata e sottorappresentata, ha in realtà molte carte da giocare, e speriamo che lo faccia prima possibile, perché è importantissimo sottolineare come davvero una volta pubblicata la riforma in Gazzetta Ufficiale, dalla pubblicazione vi sono solamente 60 giorni per intervenire. E quindi auspicabile che non solo la Giunta regionale ma anche il Consiglio regionale si interessino maggiormente a queste questioni e, come dire, evitino che in caso di inerzia la nostra regione, sempre più insidiata e minacciata per moltissimi motivi, rischi di venire sostanzialmente cancellata dalla cartina geopolitica nel giro di qualche anno. Ecco, quindi io ringrazio l'avvocato Luca Campanotto come sempre per il suo vitale supporto tecnico, normativo, e direi ci vedremo presto anche in base a quello che la Giunta Fedriga eventualmente farà e come si muoverà. Grazie mille. Grazie a voi. Mandi a tutti, benvenuti all'Aquile Libere. Voi con me hai una fantasina che ha fatto la tesi di tedesco all'Università di Udine in Furlan. Hai una di che robe che ormai non si aspettava poi con queste mancanze di rispetto per la nostra lingua. Ma Nicole Dal Sal ha fatto queste tesi. Mandi Nicole. Mandi, buonasera. Se non mai a ti è passato per chiave questa idea di fare la tesi in Furlan? Beh, disin che
io avevo sempre la passione per il tedesco, però non volevo neanche mettere di bande la lingua furlane e per soprattutto anche tutte le parole che all'IDUE magari non vengono più doprate e che però hanno anche per fattori di storia e tutto un legame con la lingua tedesca. Infatti io che ho prima ricercato un po' gli autori che hanno tradotto dal tedesco al furlan, poi mi sono focalizzata più su Rilke e ho portato anche io 5 traduzioni, 5 nuove proposte su dalle poesie che sono più o meno conosciute. E il tuo prof? Il mio prof, Gabriele Zanello, anche lui è dalle bandi lui mi ha veramente ha trasmesso tutta la passione per la lingua, anche per la storia del Friuli e anche è stato lui che ci ha presentato dalle traduzioni dal tedesco ma anche dal francese per esempio al furlano e ci ha detto che sarebbe bello che qualche giovane anche a fare dagli nuovi lavori e allora lì mi è venuta un po' l'ispirazione di fare questa tesi. Che sei stata veramente una bella ispirazione, se no tu saresti chi, che magari in altre occasioni, magari lavorativi o altri, come in fase in tante di queste trasmissioni. E Sinchi, dove tu allora, di che laureati, che tu hai scelto il furlan? No, dove io ero anche un'altra frutta dalla mia sessione che ha fatto un lavoro dal francese. Però, dal francese, di dove? Non lo so. Non lo sai. Beh, non indagare io darin di capire in là. Sinchi, e i tuoi amici ti hanno detto? Sono restate un po' così stupite delle scelte perché magari non erano così usate all'IDUE, no? Però proprio perché io ho voluto fare questo nuovo lavoro, perché comunque a me dispiace io di che il furlano è tanto in bande, no? Anche dai giovani che preferiscono andare a italiano, però io dico, se in Friuli, dopo la nostra lingua, manco sì, perché in fin dei conti, a me che se di dove i pediatri consegnano i genitori a cercare la lingua base di chiesa, per aiutare i frus a capire altre lingue. Tu mi pare che tu sei stata abituata e tu hai fatto una bella tesi. E dunque tu sei in dottorato per mezzo dalla tua discussione che tu l'hai fatta in furlan. Sì, io proprio è una roba che hai fatto comunque, no, voluto fare, no, come per me, ma per tutto il Friuli, per tutto il furlan, perché secondo me quindi essere bravuro delle nostre lingue, delle nostre tiare furlane. Allora tu sei stata anche sui social, no? Su Facebook, ti chattate lì, e se ti hanno detto la int, perché io ho detto che tu hai avuto tantissimi complimenti. Sì, thank you compliments, sono stata tanto contenta perché io vi ho detto che lei ha apprezzato il lavoro, è una grande soddisfazione. Le critiche sono state, ma insomma... Ma disse che le tio è tutta in che noi ci fa col Friuli. Sì. E che non vuole inserirsi dentro dal Friuli. Secondo me, proprio sono persone che non danno valore all'identità del Friuli, che non è una roba negativa valorizzare l'identità di un'epoca. Ma è una roba... Sto io dentro che tante int, no? Tu io sempre per televisione, dei zoos, geografie, storie, continui a dire che si dice molto al Veneto, no? Proprio una mancanza di culture e mi pare da bande da insegnanti che sono tra le scuole superiori, sì. no? Di qualche
No, non di dubbio, però si dice che hai queste, noi non si vuole aiutare il fantasma, il creso, a sentirsi prima di tutto furlan e poi così si che quando uno è in pace con la propria identità può apprezzare di più anche poi ma di sicuro. Però se noi abbiamo una sicurezza di base, Sì. non si può secondo me arrivare a relazionarsi in maniera corretta anche con il resto del mondo. Brava, perché se facendo il francese, io dice che tanti scritti in francese sono come scrivi in furlan. Sì, tanti speravoli, anche niente per dire. C'è un buon vin blanc, Sì. tu lo pronunci in un'altra maniera, è scritto compagno in francese. Però come che c'è in furlan il siroc, oppure il smear, che è stato adoperata, ecco, queste influenze tedesche la vin sempre avuta, e si sta adoperando la nostra lingua e anche questi paraulis, come alle bestie si diceva siroc. Sì, o anche per esempio io ho adoperato parole dalla crame, la crame perché deriva dalla parola crame, che erano che appartavano, che avevano a vendere esatto. spezie in questi cremar scerniei, Esatto. che avevano a vendere che sono là tutte le spezie sia curativi che per mangiare. Era un lavoro famoso, questo qui, Sì, dunque sì. arrivi sempre dal tedesco. Sì, e anche per esempio hai voluto sì, che il furlan è stato invitato anche dalla parte della società che erano piccole contadine, anche quando avevano dominatori Esatto. di diversi di tanti Sempre dalla popoli. pure int. Sempre le pure int. E io ho voluto anche adoperare, per esempio, per tradurre una parola che sarebbe per italiani irraggiungibile, ma io ho voluto adoperare fuori dal seminato, perché è proprio una parola contadina, un'espressione contadina, e secondo me è giusto dà insomma valore anche alla lingua che era la pure int, insomma. Bon, Nicole, la chiacchierata è finita, no? Yep. Io mi fa piacere che tu sei venuta e io ai nostri ascoltatori si dice come al solito furlan, sfavellai furlan. Mandi a duci. Mandi! Mandi a Miss Furlans, o soi vigi, o soi ta rubrica Misclic. Misclic perché sono gli argomenti che vengono trattati qui. Naturalmente l'argomento principale è si cercare di documentari e gli argomenti possono essere ambientali, storici, religiosi, politiche furlane, naturalmente culturali. E queste volte ho cercato di un documentario che è cercare di un'iglesia, quindi è storico, ambientale, religioso. Allora, l'iglesia si chiama di Sant'Antonio a Flambri e Flambri è sotto il comune di Talmassons. Allora, questa iglesia si chiama di Sant'Antonio, ma prima aveva un altro nome, si chiamava San Vidot, era una località che è stata distrutta dal 1477 dai turchi. Intanto di un'invasione dai turchi, una da tanti che sono stati, hanno distrutto questo paese che si chiamava San Vidot. E dopo secoli e secoli, naturalmente lo avevano distrutto proprio raso terra, e dal 1700 le popolazioni del posto, che erano grandi devote di Sant'Antonio, hanno rigenerato il posto
costruendo queste glesiute che le udin podin iodile anche al DDV. Io sono andato in bicicletta e ho veduto queste glesiute dal mese dei campi, mi è piaciuto e ho fatto questi documentari. Allora è stata rigenerata queste glesiute dal 1600, vendite di Sant'Antonio, che era il protettore degli animali e anche dalle bestie che sono tastali. Anche di Sant'Antonio era protettore di tutti gli strumenti che loro, i contadini, adopravano dai campi. Allora, diciamo che queste glesiute sono da strade che si chiamano le strade alte. Le strade alte sarebbero la vastata Ungarorum, che le chiamavano una volta così, perché prima dai Turks erano passati i Ongers e ogni volta avevano fatto raso terra, avevano distrutto, bruciato e coppato tutte le int dal posto. Quindi diciamo che è una questione storica e ambientale. Potete vedere il documentario che dura 6 minuti, non è lungo, quindi potete vedere il documentario alle dut per Furlan e sotto, non so se chi lo ha, ma sotto diciamo tutti i documentari che fa, io metto le traduzioni per italiano, quindi anche gli italiani possono capire che si sta dicendo. Questo è uno dei primi che hai fatto. I documentari vengono tutti fatti col cellulare, quindi non sono di una grandiosità, di qualità, ma è fatta in bicicletta e è stato fatto col cellulare e quindi potete sciapparlo come calè. E se lui ho naturalmente su YouTube, c'è l'hai sotto dal schermo che vengono fuori le scritte dove che il link potete là a vedere. E se vorreste lo fare più semplicemente, luigidelpiccolo.youtube, lo dice come che si scrive e quindi le avvio sulle mie pagine, lì sono 30-40 documentari, vai a inserire le iglesie di Sant'Antonio a Flambri come titolo. Ecco, amici furlans, cercherai sempre per Furlan, non state vergognarsi e di avere paura di cercare per Furlan. Un saluto e mandi a tutti.